manifestazione non autorizzata delle partite IVA in piazza San Silvestro, un centinaio i veneti, l'incontro con il sottosegretario Durigon di Veneto Imprese Unite. Ancora troppo pochi i vaccini, il presidente Zaia si appella al premier Draghi perché apra al mercato. L'obiettivo della regione è quello di vaccinare gli over 60 entro il 21 giugno. Sulle isole Covid free per noi è l'intero Veneto. Coppia di imprenditori trevigiani denunciati per circonvenzione di incapaci accusati di aver sottratto €500.000 da un ospite della RSA che dirigevano. Il caso di una quindicenne costretta a bendarsi dall'insegnante nel corso di un'interrogazione in DAD. Raffica di reazioni, l'ufficio scolastico regionale avvia accertamenti. 8 alunni intossicati in una scuola media di Padova, vigili del fuoco al lavoro per capire le cause del malore provocato da un forte odore diffuso all'interno dell'aula magna. All'Occhione Arena di Padova l'addio alla stella della pallavolo. Michele Pasinato scomparso a 52 anni, presente tutta la nazionale di Velasco, il ricordo, un grande campione e un grande uomo. Parlano gli imputati dopo l'intervista dell'ex allieva pilota Giulia Schiff. Questa sera a Ring dalle 21:15 su Antenna 3 parleranno in esclusiva gli accusati di atti di nonnismo. Buonasera, ben ritrovati in diretta. Questa è l'informazione regionale dei nostri notiziari. Allora con le immagini andiamo subito a Roma, dove questo pomeriggio in particolar modo ci sono stati grandi momenti di tensione nel corso della manifestazione non autorizzata delle partite IVA allo slogan di Io apro. C'erano tantissimi veneti in piazza San Silvestro. Ancora scontri e tafferugli in una Roma blindata, stavolta per la protesta lanciata dal movimento Io Apro, manifestazione non autorizzata dalla questura ma che si è tenuta ugualmente. Negata la piazza davanti a Montecitorio, il sit-in si è concentrato in piazza San Silvestro, dove nel pomeriggio si è registrato il lancio di petardi contro le forze dell'ordine, schierate in tenuta antisommossa. Tanti veneti scesi nella capitale con van e mezzi privati, alcuni rimarranno anche domani in una sorta di presidio permanente. Imprenditori che prendono le distanze dalla violenza ma ribadiscono l'intenzione di non mollare la presa, il fronte trasversale dalla ristorazione al fitness. Ci siamo uniti, abbiamo capito che solo con l'unione riusciamo a ottenere qualcosa e noi siamo qua anche oggi, anche se ci hanno preso un po' in giro, o meglio ci hanno tolto la piazza all'ultimo solo perché hanno capito che siamo in tanti, ma noi non molliamo e noi siamo qui ancora e andiamo avanti. Come la settimana scorsa le tensioni sarebbero partite da frange estremiste che poco avrebbero a che fare con le imprese e le loro ragioni, come evidenzia anche Andrea Penzoaiello, presidente di Veneto Imprese Unite, sodalizio che a metà pomeriggio, visto il clima, ha abbandonato la piazza. Prima però a mezzogiorno una delegazione aveva incontrato il sottosegretario all'economia Claudio Durigon, ricevendo delle precise rassicurazioni. In primis la moratoria sui mutui che verrà probabilmente prorogata fino a fine anno, così come qualche provvedimento arriverà sicuramente per quanto riguarda gli affitti. Si parla di credito d'imposta prolungato anche per il 2021 e si è accennato anche a un fondo affitti. Questi gli impegni dell'esecutivo, ma la piazza freme. Non siamo partite IVA, siamo persone, siamo famiglie, gli slogan di una protesta che non sembra essere finita qui. Siamo chiusi, non incassiamo e non riceviamo niente dal governo. Come dobbiamo andare avanti? La campagna vaccinale, oggi Zaia si è appellato direttamente a Draghi affinché apra il mercato. Intanto è previsto l'arrivo per giovedì delle prime dosi di Johnson & Johnson. Ci vogliono vaccini. Io spero che il governo, che il presidente Draghi si decida a rompere quel muro che è rappresentato dal contratto europeo e di andare sul libero mercato, perché i vaccini ci sono. Si rivolge direttamente al premier Draghi, il presidente del Veneto Luca Zaia, all'inizio di una nuova settimana con il freno a mano tirato sul fronte dei vaccini, per usare una sua espressione. I numeri comunicati dal commissario Figliuolo non consentono ancora di vaccinare a pieno regime, così come vorrebbe la regione. 126.000 di Pfizer, 13.000 di Astra e 14.000 di Johnson, 14.006. Moderna non pervenuto, sono già 2 settimane che non si sa che storia c'è. In attesa di uno sblocco delle consegne che possa dirsi definitivo, Zaia fissa comunque 2 obiettivi minimi. Il primo riguarda la copertura entro la settimana degli over 80, la seconda le persone con più di 60 anni. Noi nel nostro programma ragionevolmente con queste forniture
contiamo di chiudere gli over 60 entro il 21 giugno. Regione che recepisce le indicazioni di AIFA sulla seconda dose, che per Pfizer e Moderna può essere somministrata se necessario fino a 42 giorni dalla prima. Ricordiamo ai cittadini che dopo la prima dose, dopo 10-12 giorni, c'è già risposta anticorpale importante. Vaccinare quindi per riaprire in modo sostenibile il prima possibile con i protocolli di sicurezza del caso e sui quali sta lavorando la Regione, concetto ribadito da Zaia alla stampa straniera incontrata in mattinata, dove si è parlato soprattutto di turismo blindando la stagione estiva. Noi vogliamo aprire tutta l'offerta turistica, perché essere chiusi a giugno, luglio, agosto vuol dire che allora deve essere accaduto qualcosa con il Covid di imprevisto. I turisti vaccinati in particolare sono i benvenuti in Veneto. Per noi chi ha il vaccino non ha nessun problema, che non cominciamo a fare distinzioni, ma chi te l'ha fatto, ma dove l'hai fatto. Ci sarà una dichiarazione. Tutti erano allergici al passaporto sanitario, adesso vedete che bisognerà chiedere qualcosa, no? Zaia, che ha poi bocciato la proposta di isole Covid-free in Italia, rilanciata da più parti sulla falsariga della Grecia. Mi hanno chiesto cosa penso delle isole Covid-free. Io ho detto che io sono a favore, la nostra si chiama Veneto, cioè non esiste che io vado a immunizzare una località a scapito delle altre. Ora Vicenza, da oggi vaccinazioni fino alle 23. Vediamo. Parola d'ordine vaccinare è il mantra collettivo e l'Uslotto spinge sull'acceleratore. Dopo i 5 punti vaccinali, i medici di famiglia da oggi, lunedì 12 aprile, amplia l'orario di vaccinazione in fiera per gli over 70 prenotati online, portandolo fino alle 23. A disposizione 720 dosi, 240 a sera. Un surplus di lavoro per il quale vengono in aiuto, grazie ad un accordo Regione Veneto ed Università, gli specializzandi. Ci ha consentito di stipulare circa 40 contratti con questi specializzandi che in extra loro orario, quindi periodo serale e weekend, potranno supportarci e questo ci aiuta molto nelle aperture serali. In tema vaccini, AstraZeneca continua ad essere nell'occhio del ciclone. A Vicenza sarebbero poche le defezioni da parte dei prenotati, ma è aumentata esponenzialmente la richiesta di informazioni. L'attesa ora è tutta rivolta all'arrivo del monodose Johnson & Johnson, previsto già nei prossimi giorni, tra le 12 e le 15.000 dosi quelle attese in Veneto, oltre 2.000 quelle che toccherebbero l'Uslotto Berica. Il caso di Verona con la quindicenne bendata durante un'interrogazione in DAD con la professoressa di tedesco. A questo tema è dedicato il sondaggio della puntata di Ring di questa sera. Interrogazione in DAD bendata per non copiare, giusto? Vi chiediamo di dire come sempre la vostra utilizzando i canali che vedete, lo 0422 16 26 691 se la vostra risposta è affermativa, lo 0422 16 26 690 se è negativa. Come sempre la telefonata è gratuita e il vostro voto sarà registrato anche se sentite occupato, e questa sera nel corso della puntata di Ring verrà ovviamente diffuso l'esito del sondaggio. E proprio in merito a questo caso oggi l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha aperto un'inchiesta. L'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha avviato accertamenti nel liceo Carlo Montanari di Verona, dove un'allieva di 15 anni sarebbe stata indotta dalla professoressa di tedesco a bendarsi con una sciarpa mentre era collegata a distanza in DAD per evitare che potesse copiare durante un'interrogazione. Questa è l'immagine raccolta dagli screenshot dei compagni di classe. La notizia era stata denunciata dalla rete degli studenti medi nemmeno una settimana fa. Sappiamo che si stanno svolgendo degli accertamenti, ma noi non abbiamo dubbi sulla veridicità di questa storia. Ci sono infatti le prove, in particolare le foto di questa ragazza durante l'interrogazione, ed è quindi necessario adesso agire sul serio se vogliamo evitare che episodi del genere riaccadano di nuovo in futuro. All'interno di un sistema scolastico come il nostro questi comportamenti e queste azioni devono essere denunciate, perché intollerabili. La direttrice scolastica Carmela Palumbo ha contattato il dirigente che ha sentito i ragazzi e i docenti per ricostruire l'accaduto, ma non è escluso che verranno presi provvedimenti. Il caso veronese ha già suscitato molta indignazione anche in ambienti governativi. La sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia parla di un gesto inopportuno
e manda un abbraccio ideale alla studentessa. Più cauto il collega all'istruzione Rossano Sasso. Un caso isolato, ma va approfondito. Per il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Frattoianni, si è trattato di un fatto grave. Un fatto che attende di essere verificato, certo, ma che fa emergere luci e ombre della DAD, che rende il rapporto tra insegnante e alunno ancora più difficile, soprattutto nella fase dell'interrogazione. Per il segretario dell'Unione degli Studenti il tema è più ampio. È necessario, ha detto Luca Redolfi, superare l'idea di valutazione. La scuola serve solamente a dare voti? Noi crediamo di no. Siamo alla cronaca. Coppia di imprenditori trevigiani denunciati per circonvenzione di incapace autoriciclaggio al termine di un'operazione lampo dei militari delle Fiamme Gialle e dei Carabinieri di Belluno. Sequestrato l'immobile che ad Alano di Piave ospita la residenza per anziani che si chiama San Vincenzo. Hanno approfittato della più indifesa per dilapidare i suoi risparmi allo scopo di acquistare la sede della RSA San Vincenzo ad Alano di Piave. I due novelli Bonnie e Clyde sono una coppia trevigiana, 29 anni lui, 26 lei, rispettivamente presidente e amministratrice della struttura per anziani, denunciati al termine dell'operazione congiunta condotta da Guardia di Finanza e Carabinieri di Belluno. L'indagine parte da alcune segnalazioni di operazioni sospette che abbiamo sviluppato anche grazie a nuove tecniche sviluppate dal nostro comando regionale. Questo ci ha permesso di partire subito, già a fine dicembre, e grazie alla collaborazione con i colleghi dell'Arma e all'autorità giudiziaria in tempi brevi siamo giunti a un sequestro. L'anziana presa di mira è una settantenne invalida al 100%, dal 2004 affetta da problemi psichici. La coppia, adducendo come scusa l'intenzione di pagarle la retta finché ve ne fosse stata necessità, è riuscita a farle smobilizzare 520.000 euro investiti in titoli e a ottenere il denaro attraverso una donazione modale. L'operazione si è svolta davanti a un notaio bellunese a cui è stato prodotto un certificato medico che pare non rispondesse allo stato di salute effettivo della donna. A indagine veloce, grazie alla segnalazione di un istituto di credito, è seguita l'immediata azione dell'autorità giudiziaria che ha richiesto il sequestro preventivo della RSA. Presidente e amministratrice sono indagati a piede libero per circonvenzione di incapace, indebito utilizzo di carte di credito e di autoriciclaggio. I nostri anziani, io li chiamo nostri perché dobbiamo considerarli tali, devono essere tutelati in tutti i sensi. Già stanno combattendo contro un nemico cattivo, il coronavirus, ma fortunatamente per il coronavirus il vaccino c'è. Contro la disonestà il vaccino purtroppo non è ancora stato inventato. Anni sereni è stata denominata l'operazione dell'Arma e delle Fiamme Gialle perché a questo hanno diritto gli anziani. Per gli ospiti della San Vincenzo le abitudini quotidiane fortunatamente non subiranno cambiamenti. Sul fronte giudiziario il fascicolo relativo all'indagine è stato trasferito per competenza alla Procura di Treviso. Andiamo a Padova, era il 6 marzo quando fu scagliato un sasso contro il finestrino di un autobus. Siamo nella centralissima Riviera Tito Livio a Padova. La squadra mobile ha individuato il responsabile del vilegesto che ha frantumato il finestrino. A bordo c'era un passeggero, è un operaio marocchino di 21 anni residente ad Agna. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre, mescolandosi tra i ragazzi, compiva l'atto vandalico per poi fuggire. Il passaggio del Veneto in zona rossa ha rallentato il rintraccio dello straniero, che però sabato scorso è stato individuato dai poliziotti durante un controllo anti-rapina. Gli agenti lo hanno riconosciuto perché indossava lo stesso cappellino, gli stessi occhiali particolari e la stessa mascherina del giorno in cui ha lanciato i sassi contro l'autobus. Restiamo a Padova, 8 alunni intossicati in una scuola media, i vigili del fuoco al lavoro, vediamo. Bruciore agli occhi, gola irritata e tosse. La lezione all'interno dell'aula magna viene interrotta quando, uno dopo l'altro, gli alunni e i docenti cominciano a sentirsi male. Al piano terra della scuola media Vivaldi di via Cristoforo Moro a Padova si diffonde un odore acre. Mattinata di paura per una classe di studenti che ha cominciato a sentirsi male ed avere nausea e vomito dopo aver respirato un odore molto forte, simile a quello della candeggina, raccontano. Gli insegnanti hanno disposto subito l'evacuazione e sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco. 8 ragazzini che frequentano la seconda media sono finiti in ospedale. I pompieri, i carabinieri, insieme alla dirigente scolastica, hanno effettuato un primo sopralluogo dell'edificio per capire se ci fossero principi di incendio, ma nulla è stato trovato. Secondo quanto riferisce la preside, si esclude che i ragazzi possano essere stati intossicati dal monossido. La loro saturazione è buona e la caldaia era stata revisionata
nata giusto pochi giorni fa. In ospedale i ragazzi sono stati sottoposti ad accertamenti medici per individuare le cause del malore. Al momento tutte le piste sono aperte. Il malore potrebbe essere stato provocato da uno spray urticante spruzzato per gioco, ma non si esclude che qualcuno possa aver agito dall'esterno, dato che l'aula si trova al piano terra e che gli studenti fanno lezione con le finestre aperte. Le condizioni degli 8 ragazzini intossicati sono stabili. La cronaca ci porta a Vicenza, in via San Lazzaro. Una donna è entrata nuda in un negozio e ha iniziato a picchiare le commesse. Lavoro qua davanti, no? E praticamente è stata proprio una cosa di 2 secondi. Cioè io ero proprio lì sulla finestra che guardavo giù e ho visto lei che è passata appunto e che veniva verso qua. Era nuda. Aveva solo le calze su o le ciabatte. Parte così un lunedì mattina di delirio per alcuni negozianti di Viale San Lazzaro a Vicenza. Una manciata di secondi dopo il racconto della ragazza e la donna, nuda, apparsa dal nulla, si fionda dentro le attività commerciali seminando il terrore. Si saprà poi che si tratta di una transessuale di 26 anni originaria dell'Ecuador, regolare sul territorio ma senza fissa dimora. La 26enne entra dapprima in un'agenzia di lavoro dove le impiegate sono ancora sotto shock e subito dopo nel vicino negozio di abbigliamento. A raccontare quei minuti di follia le ragazze del bar vicino che sono intervenuti in aiuto e una collega della commessa del negozio di abbigliamento. Ha tirato per i capelli la ragazza dell'agenzia di lavoro, poi si è spostata nell'altro negozio che ha fatto di cashmere, che ha fatto un casino con le vetrine, ha spaccato un po' di cose. Ho ribaltato qua un po' che queste strutture pesano anche, sono pesanti, perché voleva entrare in magazzino, non sappiamo fare cosa. La collega l'ha un po' fermata e basta, è lì che si è preso un po' di volte. La commessa del negozio di abbigliamento è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari. Urla, parole sconnesse e l'ingresso nel piccolo negozio di sigarette elettroniche dove la commessa ha chiesto aiuto. È venuta ragazza subito anche a chiamare, per fortuna che è riuscita a uscire fuori perché lì è piccolino il negozio, se lo bloccava dentro voleva buttare un sgabello addosso, quindi la ragazza è riuscita a scappare. Abbiamo aspettato i carabinieri e alla fine l'hanno sedata e l'hanno portata via. Carabinieri, polizia, SUEM in un attimo sono tutti lì. La 26enne, probabilmente sotto l'effetto di qualche sostanza, è stata sedata e ricoverata nel reparto di psichiatria. Per lei scatterà la denuncia per danneggiamento e atti osceni in luogo pubblico. A Venezia, dove sono arrivati i teaser per la polizia locale. 6 mesi di sperimentazione con 2 agenti per ogni turno di servizio. Comincerà a breve la formazione per 2 settimane degli operatori della polizia locale per l'utilizzo del taser, i dispositivi a conduzione elettrica che serviranno a gestire le situazioni critiche. Ad annunciarlo il comando insieme a quello di Udine e le società che forniranno le dotazioni. L'adozione di questi dispositivi è stata fortemente voluta dal Comune di Venezia, ha spiegato il comandante della Polizia Municipale Marco Agostini, con il duplice intento di fornire agli operatori uno strumento di protezione per la gestione delle situazioni critiche e aumentarne l'impatto sulla sicurezza pubblica, grazie all'alto potere dissuasivo di queste armi. L'utilizzo dei dispositivi è previsto in abbinamento con le videocamere indossabili che si attivano automaticamente quando l'arma viene estratta dalla fondina e che, oltre alla valenza probatoria, permettono un feedback sulle situazioni di utilizzo e l'analisi delle condotte adottate al fine di migliorarle. Andiamo a San Zenone degli Ezzelini, basta con l'odio e la discriminazione razziale. A favore del decreto legge Zan il sindaco. Mamma, che senso ha fare una legge contro i crimini d'odio? Non dovrebbe essere automatico punirli? Così mia figlia, 13 anni, l'altro giorno, sentendo parlare del disegno di legge Zan bloccato in Senato. E come non darle ragione? Purtroppo la realtà è ben diversa se si pensa che non solo i crimini d'odio in generale non vengono puniti, ma il disegno di legge in questione, che mira a tutelare le vittime di misoginia, di abilismo e di omotransfobia, non è ancora stato calendarizzato nonostante sia stato approvato alla Camera. La cosa peggiore è che chi lo sta bloccando, per ignoranza e paura, sta diffondendo notizie completamente false a riguardo, come conferma il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, che al nostro microfono lancia un appello. Il mio è un appello, perché davvero è ora di dire basta con l'odio, con la discriminazione. Con questa legge si va un po' a mettere il nome a quelle che sono le violenze e le discriminazioni che vengono fatte, proprio perché ci sono i moventi quando una persona commette un delitto e quando quindi viene processata. Lei è mai stato vittima di episodi di odio per quanto concerne proprio il suo orientamento sessuale?
Purtroppo ne ho subite tante, sono quelle che forse oggi mi hanno reso più forte, però se magari non ci fossero state sarebbe stato sicuramente meglio, e più che altro se ci fosse stata giustizia verso chi mi ha fatto passare veramente dei giorni, delle serate, delle nottate brutte, terribili a causa del mio orientamento, sarebbe stato forse tutto più facile per me. Io voglio essere giudicato per le mie competenze, per quello che faccio, non per quello che sono. Diciamo però i miei compaesani sono stati la dimostrazione di questo, perché davvero hanno segnato un passo di maturità per il mio paese e anche per il nostro territorio. Io nella mia vita sono stato fortunato, perché quando l'ho detto a mio padre, lui mi ha detto che l'importante è che io sia felice, e questo sarebbe davvero la frase che tutti i genitori dovrebbero dire ai propri figli. E lancia anche un messaggio a tutte quelle persone vittime di violenza e di odio. Qualcuno molto più importante di noi diceva: porgi l'altra guancia, ed è vero, bisogna fare così, bisogna cercare di far capire alle persone che non la pensano come te, che ti discriminano, che purtroppo rimangono chiusi nella loro ignoranza, che siamo diversi da nessuno, o forse che la diversità è bellezza e non è di certo qualcosa di cui vergognarsi e per il quale bisogna andarci contro. Essere diversi, essere qualcos'altro arricchisce quello che siamo, colora anche il nostro mondo. A Padova ora per l'ultimo saluto a Michele Pasinato, a salutarlo tutta la nazionale di Julio Velasco, ma anche tanti ragazzi allenati proprio dal Paso. Tanto affetto per Michele Pasinato, oltre 300 persone al funerale alla Chioene Arena con due passioni in comune, la pallavolo e la stima per Paso, l'opposto padovano scomparso a 52 anni dopo una lunga malattia. 10 anni alla pallavolo Padova, la maglia azzurra e il titolo mondiale nel 1988 ed europeo nel 92 e 93 con la generazione di fenomeni tirata su da Julio Velasco. C'era anche l'allenatore argentino a ricordare il fuoriclasse padovano e con lui i compagni di squadra di Pasinato in maglia azzurra e bianconera, Tofoli, Franceschi, Tovo, Cantagalli, Papi, Pippi, Lucchetta e Bernardi, l'ex presidente Sartorati. Tutti lo soprannominavano un po' un orso, no? Ma lui era un orso buono, proprio aveva un cuore buonissimo, era una persona attenta, molto disponibile, come ripeto. Poche parole, molti fatti? Ma assolutamente sì, non era sicuramente uno di quelli molto espansivo, forse aveva anche un carattere un po' timido, però ricopriva questa sua bontà, ecco. Buono e innamorato della pallavolo e della sua famiglia fino alla fine. Così lo hanno ricordato il figlio Edoardo e la moglie Silvia. Quella pallavolo che dopo la carriera agonistica Michele Pasinato ha continuato a praticare insegnandola ai più giovani, figli compresi. E aggiungendoci un motto tutto suo: bisogna sempre avere presente che la pallavolo è un gioco. Con quel suo ghigno, con quella sua corazza, con il suo modo di essere pronto, con le sue spalle larghe, di poter trascinare non solo in qualità di opposto ma in qualità di uomo, un esempio importante, perché non è un caso che tutte le palle vanno finalizzate dall'opposto, però l'opposto con la sua umiltà, col suo sorriso era sempre stato disponibile e soprattutto anche nel dopo partita, nel fare sempre squadra. Michele penso che sia da ricordare veramente come una splendida persona, spiritualmente sempre vicino e sempre nei nostri cuori. A Vicenza la crisi colpisce anche i frati. Andiamo al convento francescano di Borgo Santa Lucia. La chiesa di Santa Lucia rappresenta il quartiere, da sempre. È il punto di incontro di persone che vivono qua o che vengono qua per la messa, da sempre. Quindi è una perdita immensa. Mi dispiace moltissimo perché è la storia della città. Le reazioni oggi dai fedeli all'annuncio shock al termine della messa domenicale. I frati minori francescani lasceranno la chiesa e il convento del santuario di Santa Lucia. Un annuncio doloroso per questa parte di città dove i francescani erano tornati nel 1830, ma che arriva non completamente inaspettato. Il continuo calo delle vocazioni ha costretto l'ordine a ridimensionare la presenza dei frati nel Vicentino, dove sono presenti anche a Barbarano, Chiampo e Lonigo. Nel convento di Santa Lucia erano rimasti 6 frati, 4 dei quali molto anziani, e lasceranno il santuario alla fine dell'estate, passando il testimone alla diocesi di Vicenza.
Un vuoto spirituale che sicuramente rende più povera la città. Quei frati si occupavano dell'assistenza anche all'ospedale San Bortolo e al cimitero monumentale. È una grande tradizione e qui i frati sono qui non so da quanto tempo e poi sono seguiti, anche amati, voluti bene e dispiace qui alla zona che vadano via. Non so se si poteva scegliere un'altra strada, però. Beh, qualche ricordo particolare che magari l'ha legata? Il presepio, di come loro lo presentavano, era proprio bello e sentito. Dopo la testimonianza di Giulia Schiff, l'ex allieve pilota di 22 anni di Mira, che sarebbe stata vittima da parte di alcuni compagni di corso durante il suo battesimo di volo, questa sera a Ring la testimonianza in esclusiva degli imputati che daranno la loro versione sull'episodio per cui, lo ricordiamo, è stato citato al processo degli 8 sergenti il Ministero della Difesa come responsabile civile. L'appuntamento dunque è alle 21:15 in diretta a Ring, in apertura con Alessandro Manera, Lega Nord, Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, e Raffaele Speranzon, Fratelli d'Italia. Nella seconda parte il caso Giulia Schiff, dove appunto parla la difesa, il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Michele Scafetta, avvocato, e Antonella, mamma di un pilota. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi lascio al meteo e poi all'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione giunta nel weekend abbandona lentamente l'Italia. Martedì 13 aprile causerà ancora un diffuso maltempo, ma la situazione andrà migliorando. Nel dettaglio, sul Veneto cielo molto nuvoloso, con piogge ovunque, localmente anche forti in mattinata. Col passare delle ore rimarrà qualche residuo fenomeno. Entro sera via via più asciutto dappertutto. Venti a tratti tesi da nord-est. Temperature nuovamente in sensibile calo, si potrebbe dire che vivremo un ennesimo stop alla primavera. Minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra 8 e 12 gradi all'incirca. Stesso scenario se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, precipitazioni al mattino che andranno ad esaurirsi dal pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui inizialmente rovesci ovunque, a seguire sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime intorno a 2-3 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.